Bentornati amici rossoblu dallo stadio La Piramide di Sorso, dove tra pochissimo prenderà avvio il secondo tempo della gara, bloccata fin qui sullo 0-0 dopo i primi 45 minuti. Non ci sono cambi nei due schieramenti, tutto pronto. Questa volta sarà ovviamente la Torres ad avere il fischio d'inizio, con Chelo sul pallone. Partiti questo momento con Torres che ovviamente attaccherà ora da sinistra a destra rispetto alla nostra postazione. Primo tempo, abbiamo detto, non con tantissime occasioni, ci sono state due conclusioni, una per parte con Shoni e Falchi e poi un'altra con Chelo che ha costretto alla respinta a Cherchi, però nessuno in area, è andato i rossoblu a raccogliere. Dunque si riparte da risultato di parità, reti inviolate, una gara che è apparsa a tratti anche spigolosa. Sicuramente la posta in palio è altissima per entrambe le formazioni. Tra l'altro i risultati che abbiamo letto qualche istante fa, Muravera sta perdendo 2-0 contro il Samassi, dunque sarebbe importantissimo per la Torres stare 3 punti per superare entrambe le formazioni che in questo momento avanzano in classifica. Entriamo in cronaca con il Sorso che prova questo lancio, però che si perde sul fondo, parte di De Rudas che cercava lo scatto di Golia. Sarà l'invio invece da parte di Tore Pinna. Abbiamo detto nel corso di cronaca che il Sorso questo schiera ultimo acquisto proprio Golia, ex Serie D, e in mezzo al campo anche Paolo Scano. Tanto parte proprio la formazione di casa con Pulina, controllato da Shoni. Pulina prova lo scarico proprio su Scano, però c'è Sarrizzo a fare buona guardia, poi il rilancio lungo di Minutolo, quale interviene Cacace in due tempi, De Rudas, poi però c'è Diga velocissimo ad andare a intercettare questo pallone, ancora si compatte in mezzo al campo con Sarrizzu che però perde il controllo della sfera, perde anche il Sorso, però c'è ancora il rilancio di Minutolo per Spinola, sbagliato l'intervento difensivo, può andare sul pallone Chelo che conclude in porta, c'è la respinta di Cherchi in calcio d'angolo. Azione pericolosa qui scaturita da un intervento di Delogu che ha concesso a Chelo di poter concludere. C'è l'intervento di Cherchi a salvare la porta, ci sarà calcio d'angolo, va Sarrizzu dalla bandierina, palla dentro, attenzione, deve uscire ancora Cherchi e poi perfeziona il disimpegno il Sorso. Pulina poi fa ripartire proprio il Sorso, ma il lancio di Delogu è sbagliato per Golia, palla che termina in fallo laterale. La Spano per Merenda, però il lancio di Merenda a cercare Spinola, mette giù Spinola, è sempre controllatissimo, controllata a vista Spinola che qua si lamenta, ottiene un calcio di punizione. Fatto poco Spinola nel primo tempo perché è sempre raddoppiato il giocatore rossoblu. Calcio di punizione, terzo minuto. Vi ricordo qualche istante fa bell'intervento di Cherchi sulla conclusione di Chelo, botta sicura, salvato la prima porta. Tanto va Spinola a battere questo calcio di punizione in mezzo all'area, non riesce Chelo a intervenire, palla che termina sul fondo. Chelo che lamenta intanto di avere un problema, va a terra su questo scontro aereo, probabilmente ha avuto la peggio. Gioco fermo, 4 minuti, corso della ripresa, 0-0. Sorso e Torres, controlla il volto Chelo, si può riprendere con l'invio parte di Cherchi.
sistemano i compagni. Va Cherchi, lancio lungo, va a saltare Falchi, mezzo al campo, però De Rudas controlla, poi può servire ancora in avanti, però c'è l'anticipo di Scioni. Golia prova, anzi si trattava del numero 15 Paolo Scano, mette nel fallo laterale la Torres, sarà rimessa con Cacace, cercare la testa di Pulina che cercava Falchi, controllato però sempre da Casu. Adesso Spinola sulla destra, sulla sinistra, che cerca di controllare un pallone difficile, sfera che termina in fallo laterale, che qui Spinola chiedeva il fallo. Ci sarà però una rimessa, vediamo se la rimessa è in favore del Sorso, sì. Quindi va a battere questa rimessa De Logu. Siamo sulla linea di destra, dall'altra parte della tribuna. De Logu cercare ancora la testa di Falchi, viene anticipato da Merenda, guadagna qualche metro il Sorso, ancora con De Logu, si appresta a rimettere in gioco il pallone. Va De Logu, riesce a trovare per un attimo Golia, poi però il controllo è impreciso dall'esterno d'attacco del Sorso, e dunque palla che termina tra i piedi di Torre Pinna. Non ci sono giocatori che si stanno scaldando, quindi non sono previste sostituzioni al momento. Sul rilancio c'è De Rudas e poi Pulina che va a terra, toccato da Chelo, subito lo aiuta a rialzarsi. Va Gutierrez a battere questo calcio di punizione. Quando siamo al 7° minuto, corso del secondo tempo, risultato ancora fermo sullo 0-0. Gutierrez in avanti, cercare Falchi, c'è l'anticipo di Minutolo, Scioni e poi Sarrizzu però subisce fallo, parte di Scano. Sarà calcio di punizione in favore della Torres. Siamo nella metà campo rossoblu, sistema il pallone Minutolo, che anche quest'oggi gioca con una sua mascherina in carbonio per evitare guai al suo naso. Naso che si è rotto in allenamento qualche settimana fa. Torres che ancora guadagna metri sul fallo laterale. Piga che va a cercare Spinola sulla sinistra. Spinola prova a liberarsi di un avversario, va sul fondo, sono ancora in due, riesce a mettere in mezzo, ma c'è Cacace mettere in fallo laterale. Provato ad anticipare Spinola per evitare anche il raddoppio che arriva puntuale appena il pallone tra i piedi. Si libera però benissimo adesso i due avversari, il suo tentativo però è troppo corto, non arriva in mezzo all'area, il suo pallone raso terra, sta iniziando a prendere le misure però Lionel Spinola. Tanto però perde palla la Torres, può partire a formazione del Sorso, però c'è bravissimo Vittorio Spano a intercettare il pallone che era diretto a Golia. Rilancio lungo a cercare Chelo, scarico di Chelo per Sarrizzu che mette a terra, va Sarrizzu, ancora Sarrizzu, due avversari su di lui e poi va giù. Sarà calcio di punizione per la Torres per il fallo di Cacace su Sarrizzu, subito segnalato dal primo assistente del direttore di gara, signor Porcu. Entrambi gli assistenti sono della sezione di Oristano. Dirige invece la gara signor Pani della sezione di Sassari. Sistema la barriera con Pulina e Paolo Scano. Sul pallone c'è Scioni, occasione qui interessante per la Torres. Va Scioni,
tutti in aria, ovviamente palla messa dentro, ma c'è la testa di De Rudas, può ripartire il Sorso, subito però rubata palla, c'è il fallo, dice il direttore di gara, ammonito Merenda, questo è un fallo su Pulina. Provato una ripartenza il Sorso, fermata dall'intervento di Pulina, primo ammonito di questa gara è Merenda, quando siamo al 10° minuto del secondo tempo. Calcio di punizione, si incarica a battere Gutierrez. A Gutierrez, mettere il pallone sicuramente in avanti, chiama anche De Lugo a salire. Gutierrez, lancio lungo in aria, c'è la testa però di Spano per Pinna, anticipare Golia. Va Pinna, rilanciare subito dall'altra parte dove c'è Spinola e mette a terra. Spinola, subito il cross in aria, anticipato Chelo, attenzione, pericolo, con il pallone che viene poi messo in fallo laterale dal Sorso, anticipato d'un soffio Chelo sul cross in aria di Spinola. Ora Torres in zona d'attacco con Casu che va a battere sul fallo laterale. Casu a cercare Sarrizzu in aria, Sarrizzu non scarica Sarrizzo, alla fine c'è Cacace a mettere fuori, pallone però che teme tra i piedi di Merenda, subito il rilancio in avanti di Spinola, ancora, e c'è il gol incredibile di Spinola, questa volta ha fatto tutto da solo il giocatore rossoblu. Torres 1, Sorso 0, quando siamo all'11° minuto del corso del secondo tempo, gran gol di Lionel Spinola con un gol che ha trafitto Cherchi, pallone impossibile per il portiere del Sorso, una botta sul palo lungo sotto la traversa, nulla da fare, Spinola ha colpito, abbiamo detto non aveva avuto molte occasioni nel primo tempo, sempre molto controllato dai giocatori del Sorso, spesso raddoppiato l'esterno rossoblu che cercava di mettere sempre in aria il pallone, questa volta ha fatto tutto da solo. Torres in vantaggio 1-0 sul campo del Sorso, questo gol arrivato nella ripresa di Spinola, bellissima conclusione del giocatore argentino. Si sblocca dunque il risultato, gol importantissimo, abbiamo detto come sono importantissimi i 3 punti che la Torres quest'oggi deve cercare assolutamente per provare a fare un doppio salto in classifica. Si sfidano infatti Muravera e Samassi e naturalmente le due formazioni sono sopra in classifica e la Torres deve cercare assolutamente di guadagnare posizioni per centrare la zona playoff. Casu ora per la rimessa laterale, 13 minuti, corso della ripresa, ricordo, si è sbloccato il risultato, la Torres è passata in vantaggio, ancora Spinola ora che ha un po' di spazio, va Spinola, ancora Spinola, qua però gli viene fischiato un fallo. Ora naturalmente ci saranno più spazi per i giocatori rossoblu perché il Sorso dovrà aprirsi ulteriormente per andare a cercare il pari. Deve approfittarne la Torres. Dunque 11 minuti, corso della ripresa, è passata in vantaggio la formazione rossoblu quando siamo al 14°. Sorso ora in avanti, viene messo in fallo laterale il pallone sul tentativo di Cacace. Va proprio Cacace alla rimessa, cercare Falchi, subito Falchi però controllato anche lui da giocatori rossoblu, arriva però De Logu che vuole andare a servire ancora Falchi che prova la conclusione forte ma centrale, para a terra Torre Pinna.
quando siamo al 14esimo. Subito un tentativo. Ovviamente sono andati a festeggiare sotto il settore occupato dai tifosi della Torres, giocatori rossoblù, tanto c'è un fallo fischiato in mezzo al campo. A favore del Sorso, mette a terra De Rudas. Va De Rudas che colpisce però la schiena di Chelo, può ripartire la Torres che ha spazio ora con Sarrizzu, va sull'1 contro 1 Sarrizzu, qua c'è un fallo da ammonizione. Gutierrez dice di aver preso il pallone, ma era abbastanza evidente il contatto. Terra Sarrizzu dolorante, secondo ammonito della gara è Gutierrez. Quando siamo al 15esimo minuto nel corso del secondo tempo, vi ricordo, Torres è passato in vantaggio l'11esimo con Spinola, gran gol, ma sono spesso gol belli quelli dell'argentino, gran bel gesto tecnico, posizione un po' defilata sulla sinistra, ha cercato il palo lontano e ha trovato proprio l'incrocio impossibile per Cherki arrivarci. Probabilmente non si aspettava nemmeno la conclusione, botta sicura, pensava ad un cross. Tanto ci sarà calcio di punizione in favore dei rossoblù, non c'è lo specialista Mannoni, sul pallone c'è Merenda, sistema la barriera Cherki. Vediamo se proverà col sinistro Merenda. Barriera fortissima, parte Merenda, conclusione a girare, termina però alto sopra la traversa del pallone di Merenda. Va al rinvio Cherki, tanto si sono alzati e si scaldano ora molti giocatori della panchina del Sorso, c'è anche Chessa per la Torres, fase di riscaldamento. Il rinvio di Cherki, vanno a saltare in due Falchi e forse Scioni. Vediamo, rimasto a terra un giocatore rossoblù, tratta proprio di Scioni. Calcio di punizione in favore della Torres. Torres che è passata in vantaggio nel corso della ripresa dopo 11 minuti di gioco con Spinola. Va a battere Minutolo, ancora a cercare l'esterno rossoblù che mette a terra, anzi no, non controlla. Palla che termina fallo laterale. Sarà rimessa a favore del Sorso. L'out di destra, ancora a cercare la testa di Falchi che riesce a spizzare, poi però deve perfezionare il suo tentativo di servire Pulina. Batti di batti, mezzo al campo, ancora pallone per Falchi che va a cercare Pulina che ha un po' di spazio sulla sinistra, va subito Casu a frapporsi. Pulina riesce a servire Scano, ma poi viene anticipato e può ripartire la Torres. Diouf si allunga troppo il pallone, mette in fallo laterale il Sorso con Cacace. Poteva essere una buona ripartenza, ma si è allungato un po' troppo il pallone Diouf. 18 minuti, corso del secondo tempo. La Torres conduce 1-0 con la piramide di Sorso. Spinola all'11esimo, gran botta. Si è infilata sotto l'incrocio. Torres che però ancora manovra. Spanu, cercare Chelo, controlla Chelo al limite dell'area. Chelo cerca lo scarico, non lo trova e allora fa tutto da solo, controllato ai pressi della bandierina. Chelo, palla che termina però tra i piedi di Spanu. Attenzione, c'è il tentativo, prima intenzione di Sarrizzu e poi ancora Chelo, pallone che termina di pochissimo a lato della porta di Cherki. Ancora pericolosa la Torres al 19esimo. Naturalmente contro questa squadra non basta un gol di scarto, bisogna mettere il risultato al sicuro, manca ancora tanto, però qua il Sorso non ragiona, palla persa, sarà fallo laterale a favore della Torres. Va Casu,
cercare Sarrizzu ancora per caso, però il pallone è terminato fuori. Si lamenta Sarrizzu, sarà il fallo laterale per il Sorso, già battuto da Cacace. C'è il colpo di testa ancora di caso, pallone che termina tra i piedi di Pulina. Attenzione però, il suo servizio per Falchi non è preciso. Sarà ancora rimessa laterale in favore della Torres. Va Casu, 20 minuti nel corso della ripresa. Casu voleva cercare Chelo, ma il pallone a metà strada viene intercettato da Cacace. Poi ancora Sorso che però non riesce a manovrare, viene scaraventato in fallo laterale questo pallone. Vediamo quali saranno le soluzioni di mister Scotto, se ci saranno dei cambi, anche se abbiamo detto squadra un po' rimaneggiata dalle assenze, quella biancoceleste. Si combatte intanto, qua va giù Scioni, viene spinto. Calcio di punizione però in favore del Sorso, quello che ci è sembrato di capire. È stato spinto Scioni, poi è rimasto a terra, ma nessuno si preoccupa di lui. È rimasto a terra Scioni. Calcio di punizione però in favore del Sorso. C'è Cacace sul pallone. Calcio di punizione proprio di fronte alla panchina della formazione rossoblu. Va De Rudas a battere. Dovrà cercare i compagni in aria. Palla è lunga, vediamo, salta Merenda a mettere fuori. Spinola poi e poi Spanu. Cercare Chelo che riesce a mettere a terra e approfitta poi della caduta di un difensore. Va Chelo, chiude però De Rudas, pericoloso qui l'attaccante rossoblu che ha approfittato di un'incertezza difensiva, ma poi il suo pallone era troppo lungo. Ci è arrivato De Rudas con il Sorso che era completamente sbilanciato in avanti. Abbiamo detto deve approfittare la Torres che ancora può manovrare però con Sarrizzu. Palla all'indietro per Piga che va a cercare Spinola, ma palla termina direttamente tra le braccia di Cherchi. Subito al rinvio Cherchi, ma è un rinvio molto corto, può andare a saltare Piga e poi a rincorrere il pallone ci va Spinola. L'arbitro fischia immediatamente, non era neanche arrivato Spinola che aveva già fischiato il direttore di gara. Un fallo. Va a battere Cherchi. 22 minuti corso della ripresa. Torres è passata in vantaggio dopo 11 minuti proprio nel secondo tempo con Spinola. Cherchi cercare sempre la testa di Falchi, ben controllato però riesce a conquistare palla al Sorso, mette all'indietro De Rudas, poi Gutierrez che sparacchia questo pallone in avanti. C'è il colpo di testa di Diouf, può andare Chelo sull'out di destra. Chelo ottiene un fallo laterale. Si sta dando molto da fare l'ex su questa gara, Michele Chelo, che sicuramente avrebbe gran piacere di sbloccarsi perché sono già 6 turni senza gol per lui. Quest'oggi farebbe maggiormente piacere, visto che ha cominciato la stagione proprio nel Sorso. Torres deve assolutamente cercare il gol della sicurezza. 23 minuti corso della ripresa. Casu per Sarrizzu riesce a far filtrare questo pallone per Diouf che ottiene un calcio d'angolo. Rossoblu in avanti, sale Minutolo, va Sarrizzu a battere il corner. Va Sarrizzu, in corsa, palla in aria, deve uscire con i pugni Cherchi, poi perfeziona il rinvio. C'è fallo, dice il direttore di gara, sul rinvio di Scano. Sarà calcio di punizione a favore del Sorso, va proprio Cherchi ad accelerare le operazioni.
palla in avanti, c'è la testa di Minutolo, però c'è il fallo, dice il direttore di gara, su Falchi. Sono andati a saltare Minutolo e Falchi. Ha visto una scorrettezza il direttore di gara, calcio di punizione, attenzione, che lì c'è Pulina, subito a prendersi la sfera, una decina di metri dalla linea dell'area di rigore, un po' decentrato sulla destra, Pulina però può essere molto pericoloso. Sistema la barriera Torre Pinna, vediamo se Pulina cercherà direttamente la porta o cercherà i compagni. Va Pulina a cercare sul secondo palo, attenzione, la palla viene colpita ma termina sull'esterno della rete. Cercato un lancio lungo Pulina per la conclusione di Cacace, anzi no, non era Cacace ma era Del Rio. Palla che è terminata sull'esterno della rete. Quando siamo al 25esimo, Torres conduce 1-0. Gol di Spinola all'11° minuto. Rilancio di Pinna. Palla per Chelo. Subisce fallo Chelo. Tiene un calcio di punizione. Sull'out di sinistra. Va sul pallone Spinola. Spinola che ha sbloccato il risultato con un gran bel gol. 11 minuti della ripresa. Va Spinola, palla in mezzo ma troppo facile per Cherchi, direttamente sul portiere, subito il rinvio dell'estremo difensore di casa, c'è il colpo di testa di Merenda e poi quello di Spanu per Torre Pinna. Non ci sono cambi ancora in vista. 26 minuti. Corso della ripresa, il lancio lungo di Pinna, palla che nei pressi di Spinola che prova a controllare, sempre due avversari su di lui, c'è però la bandierina alzata dell'assistente, non l'ha visto il direttore di gara e dunque gioco fermo per il fuorigioco. L'azione era proseguita, non si era accorto il direttore di gara della bandierina alzata, dunque si ripartirà ancora dai piedi di Cherchi. Il lancio corto anche in questo caso, però Sarrizzu invece di metterla in avanti la mette all'indietro, riesce però in qualche modo la Torres a riconquistare palla, far quasi ripartire Diouf perché per quanto veloce non arriva su questo pallone. Gutierrez ha qualcosa da dirgli. Va intanto Cacace alla rimessa, Pulina, c'è Piga ancora a rilanciare in avanti, a cercare Chelo. Palla però allontanata dall'area da Del Rio, poi va a terra Scioni che subisce fallo. Va Pulina ad aiutarlo a rialzarsi. Giocatore estremamente corretto Michele Pulina, con tanta esperienza alle spalle. Mette a terra il pallone Minutolo per questo calcio di punizione. Vediamo, ci va nessuno a batterlo, ci va Scioni, va in avanti Minutolo a cercare di colpire di testa. Scioni mette in aria, però la difesa del Sorso allontana, non riesce la ripartenza, però può ancora partire la Torres. Dall'altra parte c'è Sarrizzu, siamo sulla destra, Sarrizzu di fronte a un avversario, adesso sono due, alla fine ottiene un calcio d'angolo Sarrizzu. Sale nuovamente Minutolo, rimane invece a presidiare Merenda. Va Sarrizzu con il suo sinistro, palla dentro, attenzione, sfiora soltanto Minutolo, la palla sfila dall'altra parte dove c'è Piga, siamo proprio dall'altra parte dove c'è il bandierina. Riesce a ottenere ancora un fallo laterale la Torres con Piga, palla in aria per Chelo,
ancora Chelo, fallo di Chelo, dice il direttore di gara, è andato a terra il giocatore rossoblu, nulla da fare, calcio di punizione. Va Cherchi al rinvio, ancora a saltare Minutolo e Falchi, prende posizione bene Minutolo, riesce a servire in avanti Chelo, tutto spostato a destra adesso, aspetta compagni Chelo, 2 su di lui, Cacace gli ruba palla, però ancora Chelo e va su di lui, ancora si lotta sulla linea di destra, riesce a ottenere un fallo laterale Chelo, intanto ci sarà la prima sostituzione della gara, pronto a entrare Ruggiu, che prende il posto di Simone Golia al mezz'ora del secondo tempo. Ruggiu per Golia, il numero 17 Simone Golia con il numero 7 Luca Ruggiu. Non sta benissimo di vista fisico, ma l'ultimo quarto d'ora più recupero, Mister Scotto lo mette in campo per cercare di sfruttare la sua esperienza. Golia arrivato solo qualche giorno fa. Tanto rimessa laterale in favore della Torres con Sarrizzu che viene anticipato, c'è però intervento di Diouf, palla che viene messa ancora in fallo laterale, va Cacace. Va Cacace alla battuta, cercare proprio Ruggiu, non arriva però il pallone a lui perché c'è Scioni, una palla messa in avanti a cercare Chelo, attenzione che il sorso è velocissimo nelle sue ripartenze, viene fermato però Scano in mezzo al campo, ancora formazione di casa però che può manovrare con Falchi, la conclusione di Falchi è altissima, nulla da fare, provato a fare tutto da solo Fabrizio Falchi. 31 minuti nel corso della ripresa, Torres conduce 1-0, il gol è arrivato all'11°, Spinola, va Pinna al rinvio, cercare Chelo, c'è però l'anticipo su Chelo, può ripartire il sorso, pallone messo in avanti, c'è il controllo di caso in due tempi, che riesce a anticipare Pulina, poi ottiene una rimessa laterale la Torres. Bakasu, cercare i compagni, si avvicina Chelo, ma perde palla il giocatore rossoblu, poi Scioni non ci pensa due volte, la mette in avanti, cercare Spinola, arriva anche Diouf, la difesa del sorso però pasticcia un po', poi va a terra Chelo, qua c'è anche la munizione, pasticciato un po' il difensore biancoceleste e si rialza. Si tratta di Ivan Del Rio, ammonito, questo fallo su Chelo, punizione interessante per la Torres, qualche metro fuori dall'area di rigore, vediamo. Tanto terzo ammonito dell'incontro, abbiamo detto dopo Merenda, Gutierrez, è arrivata la munizione per Del Rio, vediamo chi si occuperà di battere questo calcio di punizione. Sul pallone ci sono Sarrizzu e Spinola. Vediamo se ci proverà Sarrizzu con il suo sinistro, tanto la barriera è sistemata. Siamo al 33esimo intanto nel corso del secondo tempo, forse Spinola si occuperà di battere, vediamo. Batte ma trova la barriera, Spinola che prova ancora sulla ribattuta della barriera ma sparacchia fuori. C'è già però la palla in gioco con il sorso, va ad anticipare ancora Spinola in mezzo al campo, va giù ora, subisce fallo Lionel Spinola, perso palla Ruggiu, poi Spinola, posizione molto arretrata, subito fallo. L'arbitro sta dicendo qualcosa a Scano.
si può riprendere. Pallone che viene portato all'indietro da Minutolo per la battuta di questo calcio di punizione. Quando siamo al 34esimo. Va Minutolo. Palla lunga a cercare Diouf che non riesce a indirizzare, ma sfiora soltanto, la palla termina sul fondo. Subito Cherki pronto per la battuta di rinvio. Cherki va a saltare Piga, riesce a trovare Diouf per Chelo, ancora Diouf non riesce però a tenere in campo questo pallone. Il pallone restituito da Chelo, dunque rimessa già effettuata dal Sorso. Ruggiu prova a manovrare, ma vediamo, Torres ruba per un attimo il pallone, poi ancora Sorso però con Altea viene fermato da Sarrizio, poi va a terra Chelo in mezzo al campo, sarà calcio di punizione. Attenta la Torres anche in fase difensiva sia con gli esterni che con Sarrizzu, che abbiamo detto quest'oggi deve sacrificarsi molto sia in fase d'attacco, di costruzione, per la sua posizione un po' particolare. Sarrizzu che ha sempre giocato da esterno, quest'oggi poco dietro le punte. Tanto sto calcio di punizione sparato da Minutolo, chiede scusa, il pallone termina sul fondo. Chessa intanto raggiunge la panchina, vediamo se sarà impiegato da mister Tortora. Va a saltare intanto Merenda con Falchi, poi ancora Minuto, lo mette a terra però il Sorso che prova a manovrare, c'è l'anticipo di Casu, poi Scioni che riesce a far partire Sarrizio, poi Diouf sulla destra, un po' di spazio, va Diouf, due avversari e poi va ancora a terra, nulla da fare, non fischia qua il direttore di gara, c'era un fallo nettissimo su Diouf. Ruba palla però la Torres in mezzo al campo, qua va a terra Chelo. Diouf si lamenta con l'assistente che non ha segnalato questo fallo. Calcio di punizione però è arrivato comunque, c'è Minutolo sul pallone. Subito a cercare Spinola sulla sinistra. Va Spinola, si libera di un avversario, entra in area Spinola dal fondo, Spinola mette dentro questo pallone dove non arriva Diouf per la deviazione. Anche qui Spinola pericolosissimo, ma arrivato con un attimo di ritardo, esterno dall'altra parte Diouf. La palla ha attraversato tutto lo specchio senza trovare deviazioni. Siamo tanto dall'altra parte dove il Sorso sta cercando di manovrare, ma con molta fretta. Il pallone finito nel fallo laterale, c'è Casu. Anticipo di Scanu su Sarrizio, la palla è uscita però sarà ancora rimessa laterale. Quando siamo al 37esimo, nel corso del secondo tempo, Casu, Sarrizzu in avanti, cercare Chelo, controllato Chelo da Cacace, due avversari su di lui, poi si libera di Cacace ma mette il pallone in fallo laterale. Va Cacace per la rimessa, cercare a testa di Ruggiu, riesce Ruggiu a servire Pulina per Falchi, però anticipato bene da Minutolo. Spanu poi che trova benissimo Sarrizzu, scarico su Piga, sbaglia però Piga, voleva servire Spinola, può far ripartire il Sorso. Pulina, attenzione, entra in area Pulina dal limite, spara fuori. Provato Pulina. Qua la Torres ha rischiato un po'. Al 38esimo Pulina che non ha trovato il giro per centrare lo specchio, palla altissima. Va Pinna per il rinvio, saltare Sarrizzu per Spinola, mette a terra Spinola ottiene un fallo laterale. Tanto ci sarà il cambio per la Torres, uscirà Sarrizzu, al suo posto Chessa. Quando siamo al 39esimo, corso della ripresa, dentro Chessa per Sarrizzu, giocatore con caratteristiche sicuramente meno offensive. Chessa, giocatore
che è un difensore centrale ma spesso utilizzato da Mister Tortora anche in altri ruoli. Vediamo se sarà così anche in questo caso. Sì, va a mettersi proprio in mezzo al campo Chessa a fare un po' da interditore. Intanto riceve palla Chelo sulla sinistra questa volta. Fallo laterale però è in favore del Sorso sul contrasto Chelo ha perso controllo della sfera, va De Logu, cercare Rugiu, di testa Rugiu, a Spanu però a mettere ancora in fallo laterale. Risultato, vi ricordo, di 1-0 per la Torres, ma mancano 5 minuti più recupero al termine della gara. Non bisogna rischiare nulla. Va Merenda intanto, controllare la sfera, rilanciare in avanti. C'è il colpo di testa però di De Logu. Va Spinola a rubare palla, poi c'è un fallo su Altea. Calcio di punizione a favore del Sorso. Sulla tre quarti. In avanti i giocatori di Mister Scotto. Intanto però c'è un cambio prima della punizione. Esce Scano, entra con il numero 9 Pilo. Siamo al 41esimo. Sotto sostituisce il numero 15 Paolo Scano con Pilo il numero per Scano. 9 Salvatore Pilo. Intanto va a battere questo calcio di punizione il Sorso, palla in mezzo all'area, c'è il colpo di testa della difesa rossoblu a rinviare, poi in conclusione in corsa di De Rudas, difficile centrare lo specchio, provato al volo De Rudas, palla alta, va ora Pina al rinvio. A saltare Chelo, non ci arriva, c'è l'anticipo di Del Rio, attenzione, sembra che si sia fatto male però Del Rio su questo rilancio, si tocca la coscia, Ivan Del Rio dice forse non è nulla. Palla messa in fallo laterale intanto in favore della Torres con Casu, trova però la testa di Ruggio, poi Pulina può manovrare molto distante dalla porta, ora Pulina però cerca il compagno, trova Falchi, ancora Falchi per Rugiu sulla sinistra, di fronte a Chessa. Rugiu riesce a mettere un pallone in aria ma c'è l'anticipo di Spano, va De Rudas ancora ad alimentare l'azione. De Logu fischia un fallo, direttore di gara di Spinola su De Logu. Ancora un calcio di punizione con pallone che sarà messo in area. Tutti i giocatori del Sorso nell'area della Torres, attenzione, riesce a colpire di testa ma non centra lo specchio. Vediamo di chi si tratta, se si tratta di Gutierrez, sì, sul palo lungo è riuscito Gutierrez a liberarsi e a colpire ma ha cercato proprio il palo lontano, non l'ha trovato. 43 minuti, intanto c'è un altro cambio per il Sorso. Sta uscendo proprio Del Rio per il numero 18 Recino. Con il numero 18 Mattia Recino. Noi siamo al 43esimo corso della ripresa. Va intanto Toripina per il rinvio. Torres deve assolutamente mantenere questo risultato, poi dare un orecchio anche sul risultato degli altri campi. Se il campionato ovviamente è ancora molto lungo, però bisogna fare punti, conquistare posizioni. Cerca di manovrare il Sorso, c'è un fallo però su Spano, autore anche oggi di un'ottima partita, classe 97 rosso-blu. Va Merenda, quando scocca il 44esimo, la Torres conduce 1-0. Va Merenda, cercare proprio Spano, pallone messo in fallo laterale. Subito Spano per Spinola, Spinola contrastato, tiene ancora qualche metro,
fallo laterale. Va Spanu. Ancora fallo laterale. Va Spinola, 2 avversari su di lui. Spinola deve girarsi. Vediamo, ottiene un calcio d'angolo. Dalla situazione più complicata è riuscito Spinola a ottenere un calcio d'angolo quando è scoccato il 45esimo al nostro cronometro. Vediamo quanti saranno i minuti di recupero, stanno mostrando ora, anche se non li vediamo. No, non li vediamo, ora sì, sono 3. Intanto già battuto il calcio d'angolo, attenzione Scioni, palla dentro, c'è la respinta di Kerchi, la deviazione poi di Diouf, dunque non sarà angolo. 3 minuti al termine di questa gara che la Torre sta conducendo 1-0. Kerchi in avanti, va a saltare Scioni e poi Piga che la butta in avanti, palla che termina direttamente sul fondo, va Kerchi alla battuta. La Torres deve tenere assolutamente questi ultimi minuti di gara senza rischiare nulla. Va a saltare Chessa, riesce però a prendere il pallone Ruggio, è rimasto a terra Chessa che si deve rialzare proprio perché si combatte in mezzo al campo. Sorso ora che ovviamente va a caccia di situazioni interessanti, è rimasto a terra intanto Merenda in aria, attenzione, con la palla lontana, è andato forse a saltare Merenda, è caduto male. Attenzione, stanno chiamando dalla panchina far entrare il fisioterapista, si rialza Merenda però non è niente di grave per lui, approfittano per bere i giocatori rossoblù. È già trascorso 1 minuto dei 3 concessi di recupero, palla in favore della Torres, sarà un fallo laterale, sì no, fallo laterale in favore del Sorso, ma vediamo forse il pallone è stato messo fuori proprio dai rossoblù, dunque sarà restituito, esatto. Pulina restituisce il pallone sportivamente a Torrepinna, trascorso anche il 2° minuto di recupero, intanto si prepara ad entrare De Palmas nella Torres, c'è il rinvio di Torrepinna in avanti a cercare Chelo che va a saltare, il pallone però gli rimbalza sulla testa e termina tra le braccia di Kerchi che fa subito ripartire i suoi con Cacace, cercherà un lancio lungo, esatto, però c'è la testa di Minutolo. Piga poi perfeziona il disimpegno, la palla termina però in fallo laterale. Vediamo se ci sarà ora il cambio, sì. Si prepara a entrare De Palmas, posto di Spinola che si tocca anche gli adduttori. 97esimo del secondo tempo, dentro De Palmas per Spinola, autore del gol che ha sbloccato il risultato all'11esimo della ripresa. Con il numero 18 Gavino De Palmas. La gara è virtualmente chiusa, vediamo se ci sarà ulteriore recupero da parte dell'arbitro signor Pani. Intanto ci sarà un rinvio, una rimessa laterale, scusate, di Cacace, cercare Falchi, non bisogna fermarsi, bisogna continuare. Intanto è rimasto a terra un giocatore del Sorso, poi però si combatte ancora in mezzo al campo, arriva poi Chessa ad alimentare l'azione sulla destra, parte Chessa che va giù poi, ma non c'è fallo, ci sarà invece rimessa laterale a favore del Sorso. Sono gli ultimi scampoli di gara, Cacace, qua c'è un tentativo di Cacace che è finito poi con i piedi su Chessa, Scioni lancia in avanti Scioni ma lì non c'è più nessuno, sarà fallo laterale non rimessa dal fondo. Si attende solo il triplice fischio perché il recupero è già scaduto. Ci sono stati dei cambi, vediamo se recupererà ancora il signor Pani. Si continua a giocare intanto con questo pallone per Merenda che sparacchia fuori. Finisce qui, la Torres conquista 3 punti sul campo del Sorso, vittoria importantissima per la formazione rossoblù.
per continuare la sua rincorsa verso le zone alte della classifica. Era troppo importante quest'oggi fare il risultato, sono riusciti. I giocatori di mister Tortora che festeggiano ovviamente intorno al proprio capitano Tori Pinna. Un risultato davvero davvero importante, non solo per il morale ma perché servono i punti per continuare la corsa e la caccia alla zona playoff. Fra pochissimo sapremo poi i risultati dagli altri campi, ma intanto ci godiamo questo bel successo, il gol di Spinola all'11° del secondo tempo per la Torres che ha sicuramente meritato questo successo. Gara, abbiamo detto, spigolosa, sicuramente non ci stava il Sorso a perdere, ma erano anche tante le assenze, l'ha detto in settimana anche il Sorso in tante occasioni, tante le assenze, e dunque era importante sfruttare anche il momento. Importante sfruttare il momento. Intanto vanno i giocatori della Torres a festeggiare sotto il settore occupato dai tifosi rossoblu. Si festeggia naturalmente. C'è grande gioia. Stiamo cercando di inquadrare con gli abbracci tra i giocatori mister Tortora. Vittoria, abbiamo detto, importantissima. E dunque chiudiamo qui la cronaca di questa gara con la Torres che esce vincente dalla sfida sul campo del Sorso 1-0, gol di Spinola arrivato nella ripresa all'11° minuto. C'è grande euforia ovviamente con il capitano Tori Pinna che è rimasto petto nudo a festeggiare, a raccogliere gli applausi anche dei suoi concittadini. Chiudiamo qui dunque questa cronaca, ci sentiamo tra pochissimo per raccogliere le voci dagli spogliatoi. Torres Corsara sul campo del Sorso 1-0, il gol di Spinola all'11° minuto del secondo tempo. Sono 3 punti per continuare la corsa della formazione rossoblu ai piani più alti della classifica. Grazie da Giulia Bardanzello per averci seguito fin qui. Ci sentiamo tra pochissimo per le voci dagli spogliatoi. A più tardi.